Ben ritrovati cattoliche dintorni. Sarà una puntata interamente dedicata alla donna, quella che vi proponiamo oggi, ed inizieremo con un'intervista alla professoressa Simona Di Gruzzo, che ci aiuterà a capire come è nata la Festa Internazionale della Donna e come si è evoluta in questi anni. Professoressa Di Gruzzo, possiamo ricostruire come nasce, come è nata la storia della Festa della Donna? Sì, la giornata internazionale della donna che si celebra ogni anno l'8 marzo ha una nascita davvero nella storia, potremmo dire mondiale. 1908, una data che si identifica come l'anno di partenza della celebrazione, perché fa riferimento a questo incendio avvenuto in una fabbrica tessile a New York, in cui morirono una serie di operaie, un gruppo considerevole di operaie, tra cui molte immigrate europee. In realtà questo evento storicamente non è accertabile e si sovrappone con un altro evento avvenuto invece sempre a New York, ma nel 1911. Alla base c'è un fatto drammatico e che poi alcune donne hanno identificato come l'occasione o il momento per ricordare il sacrificio, un sacrificio al femminile. Per l'Italia il primo anno in cui si celebra la giornata della donna è il 1922. 1922 ad opera di un gruppo di donne che facevano riferimento al Partito Comunista, nato da poco, e che soprattutto assommavano a queste celebrazioni anche tutta una serie di rivendicazioni al femminile e soprattutto al diritto di voto. Un diritto di voto in alcuni paesi anche legato non solo al diritto di voto femminile ma anche al suffragio universale, che per esempio per l'Italia avverrà solo nel 1946. Che significato ha oggi ancora celebrare la Festa della Donna? Ma credo che sia abbia un significato importante. In questi giorni stiamo vivendo, in questi ultimi mesi, un'accelerazione di notizie attraverso i mass media di queste violenze in un Occidente che ha tutto e che in qualche modo fa ricadere, no, sulla parte cosiddetta più debole o indifesa, no, che è quella femminile, oppure i piccoli, i bambini, ecco, alcune ancora gesti di violenza o di frustrazione di una società che sta perdendo molti valori. Certamente ha un significato importante sia per ricordare tutto il cammino compiuto, se non si ha memoria della strada fatta e se noi donne non abbiamo memoria di tutto il cammino fatto e quante ci hanno preceduto e hanno anche sacrificato la loro vita per ottenere ciò che invece dovrebbe essere acquisito, e dall'altro individuare ancora quelle esigenze di superamento delle discriminazioni e delle violenze che purtroppo sono ancora presenti. Credo che sia giusto e importante non fare una celebrazione retorica, ma ripensare al nostro percorso storico per riprendere con slancio questo cammino. E ora parliamo di poesie dedicate alle donne con il professor Giuseppe Langella, che da poco ha pubblicato un libro, La bottega dei Cammei, 39 profili di donna, dalla A alla Z. Professor Giuseppe Langella, è uscito il suo ultimo libro di poesie intitolato La bottega dei Cammei, un libro dedicato alle donne. Come è nata quest'idea? I libri nascono un po' per caso, ma poi quando ha cominciato a prendere corpo ho proprio pensato di costruire un'opera che fosse un atto di omaggio, no? Nei confronti dell'eterno femminino, così lo definiva almeno Goethe del Faust. E quindi si celebra la donna nelle sue 1000 sfaccettature che come un brillante, insomma, irradiano. Ne ho inserite in questo libro 39 diversi profili che recano ciascuno il nome di una donna. Si parte da Angela, dalla A, e si arriva a Zobeide con la Z. Perché proprio 39 profili di donna?
La somma fa 39, però c'è tutta una numerologia in realtà, perché come ogni cammeo ha e come ogni gioiello ha una sua incastonatura, queste brevi poesie sono incastonate in 4 poesie speciali che si trovano all'inizio, alla fine e in posizione più centrale. È un libro che nel leggere ci fa calare in un'atmosfera splendida. Lei che cosa vuole evocare nei suoi lettori e nelle sue lettrici? Ma ecco, a me piacerebbe tanto che soprattutto le lettrici, ecco, potessero magari riconoscersi in questo o quel profilo. Poi non importa se il profilo che presenta determinate caratteristiche coincida col loro nome. Credo non ci sia nulla di più bello per un poeta, per uno scrittore, per un artista che sentirsi dire: ecco, hai fatto centro, mi riconosco, io sono quella. Le va di leggerci una poesia? Per omaggio vorrei spenderlo proprio per mia moglie, quindi vi leggerei la poesia dedicata a Giusy. Io credo che molte donne, molte mogli, molte mamme potranno appunto riconoscersi, ecco, in questo ritratto. Giusy. Tu sposa, tu lido, tu casa, tu nido, tu mosto, tu sale, tu fuoco e vestale, tu visceri affranti, tu gioie, tu pianti, cuor tuo sempre allerta, tu madre, tu offerta. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole, che oggi è dedicata interamente alle donne. Questa rubrica è dedicata alle donne, a tutte le donne, in occasione della giornata che le celebra Eleonora, l'8 marzo. Donne che troppo spesso sono state definite il sesso debole e fragile, ma che invece dimostrano ogni giorno una forza enorme, una grande determinazione, enormi capacità e un grandissimo valore. Siamo fortunati a vivere in Italia, un paese in cui tutto sommato sembra essersi raggiunta la parità tra i sessi. Sembra perché ancora oggi assistiamo spesso a discriminazioni sul posto di lavoro o alla difficile scelta tra famiglia e carriera, perché per noi donne molto spesso è difficile conciliare le due cose. Per fortuna non viviamo in quei paesi in cui la donna è considerata inferiore ed è succube in tutto e per tutto dell'uomo che le possiede. In realtà però ancora oggi, anche in Italia, troppe donne sono vittime di violenze indescrivibili, come ci racconta Serena Dandini nel suo libro Ferite a morte. Un libro che vuole difendere e dare voce a molte donne italiane vittime di femminicidio. Donne uccise 2 volte, prima dall'uomo che una volta dichiarava di amarle e successivamente dalla televisione, che strumentalizza il loro sacrificio più per fare audience che per sensibilizzare il pubblico. Un libro che è un urlo, una protesta, nata dall'indignazione, dallo sgomento, dallo shock, per tutto ciò che accade ogni giorno a noi donne. Questo è Ferite a morte di Serena Dandini. Dopo Ancora dalla parte delle bambine e Non è un paese per vecchie, Loredana Lipperini chiude la sua trilogia dedicata alle donne con questo libro intitolato Di mamma ce n'è più d'una. La scrittrice ci fa riflettere sulla condizione femminile attuale e le contraddizioni dei nostri tempi. Da un lato è sempre più forte l'urgenza di ritornare indietro per imitare il passato, con donne che rinunciano al loro lavoro per dedicarsi completamente al 100% ai loro figli e alla loro famiglia, magari anche facendo il pane in casa. Dall'altro invece ci sono donne che non vogliono rinunciare alla loro carriera, all'indipendenza economica e quindi sono costrette a diventare mamme acrobati per cercare di far conciliare carriera e famiglia. Una situazione preoccupante che sta facendo sorgere un nuovo femminismo e forse anche un nuovo tipo di madre. Questo è Di mamma ce n'è più d'una di Loredana Lipperini. Un libro splendido che celebra e loda il coraggio delle donne, di quelle donne considerate inferiori e trattate come se fossero una proprietà. Donne vittime del sistema mafioso, che hanno deciso però di dire no.
Una ribellione straordinaria per far tremare l''ndrangheta. Donne che hanno deciso di tornare a vivere libere. Una protesta mossa dall'amore per se stesse, che nelle donne è sempre molto forte. Questo è Femmine ribelli di Lirio Abbate. We have to resign, accept this prison. Oh. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi, a tutte le donne, buona festa!